25 anni fa a Mostar un razzo colpiva una troupe della RAI. Morirono Dario D'Angelo, Marco Lucchetta e Sasha Ota. La capitale dell'Erzegovina rimane divisa. Tra polemiche e perplessità è iniziato il semestre in cui a presiedere l'Unione Europea sarà la Romania. Teret Carico, una pellicola che ha costretto la Serbia, tra feroci polemiche, a riflettere sulla propria storia recente. A Leti, in Boemia, c'era un campo di concentramento nazista per Rom che nel dopoguerra fu trasformato in una porcilaia. Vilnius, capitale della Lituania, con difficoltà riscopre la storia della propria comunità ebraica cancellata dalla Shoah. A Mostar, il 28 gennaio del 1994, un razzo sparato dalle postazioni croate uccise i nostri 3 colleghi, Dario D'Angelo, Marco Lucchetta e Sasha Ota. La troupe della RAI di Trieste era nella capitale dell'Erzegovina per documentare la vita dei bambini in guerra. Avevano approfittato di una tregua e insieme ai caschi blu spagnoli erano entrati nella parte orientale della città controllata dai musulmani, da mesi assediata dai secessionisti croati. Morirono falciati dalle schegge mentre riprendevano un bambino, Zlatko, ora un uomo che con la famiglia si è ricostruito una vita in Svezia. Morirono nel cortile di un caseggiato a pochi passi dalla cantina dove aveva trovato rifugio la redazione di Radio Mostar Libera. Tra i redattori c'era anche Dario Terzic, che racconta come Mostar oggi ricorda quel dramma. La gente si ricorda che è stata durante la guerra qua come un episodio, fra virgolette, un episodio molto brutto. Giovani ragazzi sanno qualcosa, però non sanno molto, però comunque fa parte di una storia o di tante storie di guerre, di gente che è morta per niente, purtroppo. Mostar è ancora divisa, a ovest la parte croata, a est quella a maggioranza bosniaca musulmana, le tracce della guerra a ogni passo, la ricostruzione lenta impedita dalla politica che continua ad essere divisa per linee etniche, divisioni che da anni impediscono agli abitanti di Mostar di poter scegliere l'amministrazione del comune in libere elezioni. Ognuno vive solo per sé, di questa politica poi neanche a parlarne. Pa možda stagnira. La situazione è stagnante, non riusciamo a progredire. Le persone sono ancora divise, ma credo che noi giovani stiamo almeno tentando di superare i rancori. Stiamo progredendo, ci sono ancora screzi etnici, ma la situazione sta cambiando, sono ottimista. Le persone sono depresse, i giovani scappano via, anche quelli nati dopo la guerra. Purtroppo sono in pochi a credere di poter avere un futuro a Mostar. Per offrire una prospettiva di rinascita, un gruppo di intellettuali ha candidato Mostar a essere una delle capitali europee della cultura nel 2024. Questa candidatura per noi è una speranza che la città potrà rivivere, che finalmente si farà qualcosa, che c'è un obiettivo, perché purtroppo in questi 25 anni o 20 anni dopo la guerra non è stato fatto molto, è stato fatto pochissimo per quanto riguarda la politica, per quanto riguarda l'economia. Sembra che la cultura potrebbe essere uno strumento per fare qualcosa. Nel 1994 la strage di Mostar e il successivo assassinio a Mogadiscio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin provocarono nella cittadinanza di Trieste una reazione solidale che si è concretizzata nell'istituzione della fondazione intitolata ai nostri colleghi caduti, un'istituzione che in 3 case famiglia ospita bambini ammalati provenienti da paesi colpiti dalle guerre e curati nel locale ospedale pediatrico Burlo Garofalo. È una casa in cui sicuramente passa tanto dolore, ma dove tanto dolore viene poi elaborato insieme agli altri. E credo che questo sia qualcosa di molto importante, molto bello, perché le storie sono tante, sono diverse, alla fine sono accomunate dal desiderio di far guarire questi bambini, di fare qualche cosa per i propri figli, per cui ci sono ovviamente tante tensioni, anche molte volte sarebbe stupido nasconderselo, ma direi che poi alla fine predomina questo desiderio di stare insieme e di fare comunità.
famiglie e bambini sopravvissuti a Chernobyl, alla guerra nella ex Jugoslavia, alla Cecenia, all'Afghanistan, Iraq e Sudan, a Trieste hanno ricevuto le cure necessarie, tutti una speranza, moltissimi anche un futuro. In un contesto tra più complessi di sempre per l'Unione Europea, che la Romania ha preso in mano il 1 gennaio la presidenza di turno. C'era curiosità alla cerimonia di inaugurazione a Bucarest per le parole delle più alte cariche europee. Il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, a fine 2018 aveva dichiarato: non sono sicuro che la Romania abbia capito appieno cosa significhi la presidenza. Alla fine Juncker e Donald Tusk, presidente dell'Unione, hanno scelto parole di incoraggiamento perché la Romania di fronte a sé un compito arduo: fare sintesi su una Brexit che è sempre più un rompicapo, sulle trattative per il nuovo bilancio comunitario e sui 242 dossier aperti con Parlamento e Commissione da chiudere in fretta prima delle elezioni europee di maggio, se possibile. Proprio davanti al Parlamento, che sarà rinnovato quest'anno, la prima ministra Viorica Dăncilă ha illustrato le priorità della sua presidenza. Sono venuta qui per trovare soluzioni che possano rendere l'Unione Europea più forte, un'Unione più vicina ai cittadini in tutti gli Stati membri. Ma ai piani alti di Bruxelles, come palesato dalle parole di Juncker, c'è scetticismo. Il timore che l'alta tensione politica interna possa distrarre la Romania dal ruolo di mediazione a cui è chiamata. Infatti, da Juncker è arrivato anche un avviso a non insistere con l'amnistia che salverebbe Liviu Dragnea, il presidente dei socialdemocratici, il partito al governo, condannato per frode elettorale. Sarebbe un passo indietro nello Stato di diritto, ha detto Juncker. Parole che pesano e avvicinano la Romania a Polonia e Ungheria, due stati per i quali è stata già attivata la procedura dell'articolo 7 del trattato, la violazione dello Stato di diritto, appunto. Accostamento di cui la premier Dăncilă non vuole nemmeno sentire parlare, come ha chiarito in una conferenza stampa col presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. L'articolo 7 non può diventare una realtà in Romania perché lo Stato di diritto non è violato. Non vorrei che la Romania fosse messa nello stesso calderone di Polonia e Ungheria. Tra le voci più critiche del governo c'è quella del presidente della Repubblica Romena, Klaus Iohannis, spina nel fianco dei socialdemocratici. Il centrodestra è nella delicata posizione di critica all'esecutivo da una parte, ma di sostegno al proprio paese dall'altra. Lo si evince dalle parole dell'eurodeputato del Partito Popolare, Jean-Marie Marinescu. Penso che la rappresentanza romena permanente a Bruxelles, dove ci sono circa 200 persone, farà un buon lavoro. Per quanto riguarda gli altri argomenti, la Brexit non è nelle mani della Presidenza, il bilancio è in quelle del Consiglio europeo. Nessuna presidenza può fare cose particolari. No presidency can do something very special. In un paese diviso in cui numerose manifestazioni hanno segnato il 2018, maggioranza, opposizione e opinione pubblica convergono su una cosa: l'ingresso nell'area Schengen, contro cui alcuni paesi del centro-nord Europa continuano a porre il veto. Uno degli obiettivi taciti del semestre europeo è dimostrare che la Romania merita la libertà di movimento di persone e merci nell'Unione Europea. Un pugno nello stomaco questo camion che dopo il pubblico di Cannes e di Sarajevo ha investito anche la platea del Trieste Film Festival. In Serbia l'opera prima di Ognjen Glavonic ha provocato aspre polemiche, pur riempendo le sale e costringendo di fatto l'intero paese a fare i conti con un passato che nel tempo è stato minimizzato, addirittura negato. Teret significa appunto il carico, con il quale Glavonic riesce maestralmente a intrecciare generi diversi, costringendo lo spettatore a fare scelte morali senza farlo diventare un moralista. Mi sono appoggiato sui modi del thriller, anche dell'horror se volete, ma siccome questo è il film su un personaggio e una nazione, potrei dire che questo è un road movie, un racconto di un paese attraverso vari generi e stili. In Serbia come è stato accolto questo film?
Abbiamo subito molti attacchi, critiche, anche minacce quando si è saputo che abbiamo girato questo film e si è saputo che sarebbe stato presentato a Cannes. Teret ha subito recensioni negative prima ancora di essere finito. Poi queste critiche si sono zittite quando il film è uscito nelle sale e la gente ha potuto vederlo. Credo semplicemente che l'intensità del racconto induce le persone a pensare. Il film supera la logica del dibattito politico volgare, dei buoni contro cattivi, e costringe lo spettatore a riflettere. Il ruolo del protagonista è affidato al bravissimo Leon Lucev, a cui si affianca il figlio Ivan Lucev. Sono padre e figlio, nella realtà e anche nel film. Il padre al Festival di Sarajevo ha vinto il premio per la migliore interpretazione. In Teret lei pone l'accento sulla necessità morale della testimonianza. La svolta del racconto è quando il protagonista prende in mano la macchina fotografica. Cruciale è però anche la scelta di suo figlio di formare un gruppo di punk rock. La scelta di testimoniare, la scelta di parlare della realtà sono un passo verso una società migliore. Il silenzio e l'ignoranza sono gli elementi più violenti della realtà in cui viviamo oggi, sia in Serbia sia in Europa. Abbiamo il dovere di istruirci e di essere curiosi. La vicenda ripresa da Glavonic in Serbia è ben nota. La stampa ne aveva scritto e in media parlato. Sul ritrovamento nel fiume Sava di un camion frigo pieno di cadaveri di civili albanesi del Kosovo sono stati aperti diversi processi. Risale al 99 il tentativo da parte degli apparati repressivi di Milošević di nascondere le prove dei crimini commessi. In un momento come questo, quando Belgrado, Pristina, Banja Luka, ma anche Sarajevo e Zagabria tornano di grande attualità i concetti di nazione, di correzione delle frontiere, di confini etnici, proiettare e vedere un film come questo diventa un atto di resistenza civile. Uno sterminio dimenticato, coperto, nascosto, di più uno sterminio oltraggiato per decenni. Ci caricavano sui camion per portarci a Birkenau, dicono i Rom della Repubblica Ceca, come hanno fatto dopo con i maiali destinati al macello. Ci troviamo a 2 chilometri dal paese di Leti, dove negli anni 30 fu aperto un campo per i cittadini a cui, secondo la definizione dell'epoca, ripugnava il lavoro. Nel 1942 diventò un campo di internamento per i Rom, che venivano portati qui per essere poi spostati verso Auschwitz. Eppure quello che vedete nelle immagini non è un lager nazista, ma una porcilaia. Nessun luogo di memoria, nessun monumento. Sopra il campo di sterminio distrutto completamente nel 1943, negli anni 70 fu costruito un allevamento di maiali. È difficile dire se al momento della costruzione della porcilaia si sapeva cosa c'era qui in precedenza. Molti abitanti del luogo sapevano che c'era un campo, ma pensavano fosse solo un campo di lavoro. Questo luogo fu dimenticato. O meglio, gli abitanti del luogo lo vollero dimenticare. Una verità rimasta però scritta nei documenti dei nazisti, nelle foto dell'epoca, nei ricordi dei sopravvissuti. Da quando esiste, Romea ha raccolto e filmato le testimonianze di diverse persone. Molti all'epoca erano bambini, ricordano quello che i genitori raccontavano loro. Attualmente non ci sono sopravvissuti, o se ci sono, all'epoca erano troppo piccoli per ricordare. Qualcuno è ancora in vita, ma non vuole parlarne con i media. In passato siamo entrati in contrasto con chi diceva che a Leti ci fosse solamente un campo di lavoro, menzogne che abbiamo sempre smentito. Più di 500 Rom furono deportati, ma in centinaia morirono per la fame, il freddo, le malattie. Nel 1942 il campo, progettato per 200 persone, ne ospitava 1300. Scoppiò un'epidemia di tifo quando il cimitero locale fu pieno e i cadaveri furono sotterrati in una fossa comune poco lontano. 120 corpi, 2/3 erano bambini.
Qualcuno 50 anni fa ci mise sopra una croce, poi spazzata via dal vento e dalla pioggia. L'unico segno di pietà fino a quando nel 1995 l'allora presidente Václav Havel vi inaugurò un monumento. Da allora ogni 13 maggio qui si ricordano queste vittime dell'Olocausto romani, che in Repubblica Ceca dimezzò la popolazione di Rom e Sinti. Una porcilaia lì dove sono morte centinaia di persone. Non volevo credere che una cosa del genere fosse possibile. Sono venuto a conoscenza del campo 5 anni fa, sono entrato in contatto con altri attivisti e dopo una cerimonia presso il monumento della fossa comune ci siamo detti: dobbiamo fare qualcosa. Ci siamo incatenati a questo cancello, giorno e notte, dormivamo qui, su quel prato. Dopo anni di proteste, l'anno scorso l'allevamento è stato finalmente comprato dallo Stato. 450 milioni di corone, più di 15 milioni di euro. Non sono mancati i malumori. Ancora una volta dobbiamo spendere soldi pubblici per i Rom, dicevano in molti. Intanto rimane ancora un pozzo con 1 metro di liquami da smaltire. Al momento abbiamo solo delle idee su quello che vorremmo fare qui. Faremo delle ricerche archeologiche e un parco con un centro educativo per far conoscere cosa è successo qui e a cosa può portare l'odio, che cosa l'uomo è in grado di fare al proprio simile. L'area delle fosse comuni rimarrà così com'è, un luogo dove le persone possono onorare il ricordo degli scomparsi. Ma anche uno dei porcili rimarrà in piedi perché insieme al ricordo ci sia per sempre traccia del tentativo di cancellarlo. Per essersi meritata l'appellativo di Gerusalemme del Nord ne ha certamente motivo. La comunità ebraica di Vilnius nel periodo di suo massimo splendore, agli inizi del Novecento, quando appunto la capitale lituana si guadagnò quel soprannome, contava quasi 100.000 membri, più della metà dell'intera popolazione. E soprattutto la scuola talmudica, che era fiorita al suo interno grazie all'opera del rabbino Elia, il Gaon di Vilna, una figura di primo piano ancora oggi nel mondo ebraico, aveva fatto di Vilnius un centro internazionale dell'ebraismo. Qui oggi, tra i vicoli acciottolati della Senamistis, la città vecchia, tra venditori d'ambra e botteghe di lino, tra ghirigori del barocco polacco e le conditorai della tradizione mitteleuropea, di quel grande passato non resta che uno sbiadito ricordo. A spazzare via dalla storia la Vilnius ebraica ci ha pensato prima l'occupazione nazista con l'aiuto dei collaborazionisti lituani e poi quella ben più duratura dell'Unione Sovietica. Ma se l'interesse per il patrimonio storico della comunità ha ritrovato negli ultimi anni slancio, grazie a fondi arrivati dall'estero e anche a una recente visita del Papa che ha acceso i riflettori su quello che porta ancora il nome di ghetto di Vilnius, resta molta strada da fare per il completo recupero del patrimonio storico ebraico. Faina Kukliansky, presidente della comunità ebraica lituana, si batte per riportare alla luce un passato neanche troppo lontano. In tutta la Lituania abbiamo segni della presenza ebraica e ora ci troviamo nel posto probabilmente più sacro per tutti gli ebrei, forse non solo della Lituania ma di tutta l'Europa, sulle rovine della grande sinagoga. E qui ci sono i resti più importanti degli scavi della scorsa estate. I resti del bimah, il pulpito della sinagoga, sono stati trovati sotto le fondamenta di un asilo costruito in epoca sovietica all'interno di un cortile tra palazzi in pieno centro a Vilnius. La grande sinagoga infatti fu risparmiata dai nazisti, ma fu fatta saltare in aria con la dinamite da Stalin dopo l'occupazione di Mosca. In realtà non è stata una grande sorpresa perché la sinagoga fu fatta esplodere dopo la Seconda Guerra Mondiale e quindi c'erano molti disegni e documenti che la riguardavano. Il sito si trova in pieno centro, nella zona forse più costosa di Vilnius e ci sono moltissimi interessi economici per costruire qui appartamenti o uffici. Sottrarre il patrimonio architettonico ebraico all'oblio o alla speculazione edilizia è la missione della comunità, oggi ridotta a pochissimi membri.
Faina Kukliansky lamenta uno scarso interesse delle autorità cittadine che in alcuni scorci di Vilnius diventa tangibile. Anche questo è un luogo molto importante per noi. Questa era la biblioteca del ghetto. Dimostra che persino durante l'occupazione nazista e la segregazione nel ghetto, quando la gente viveva in condizioni disperate, c'era la voglia di studiare e imparare. Qui c'era una scuola, mentre nei sotterranei in molti si preparavano alla rivolta, costruivano armi e si esercitavano a sparare. I ghetti in realtà a Vilnius erano due, il piccolo e il grande ghetto. Furono più di 40.000 a esservi segregati nel 1941. La rivolta, a differenza di Varsavia, qui non ebbe mai luogo. I ghetti furono liquidati nel 1943 con la volenterosa collaborazione della polizia lituana e tutti i loro occupanti furono fucilati nel bosco di Panierai, poco fuori Vilnius. La sfida per la Lituania di oggi è fare in modo che non resti solo il ricordo della loro morte, ma anche delle loro vite.